I monumenti de Padova illustrai da Camillo Semensato in lingua padovana. Un co lesaremo dell'ospedae. Qualchedun se domandarà perché tra i monumenti da vedere abbia messo anche all'ospedae. E podaria anche avere ragione, perché in genere gli ospedai se li luoghi che se meglio vedere il manco possibile. Miche auguro a tutti di non avere mai bisogno di andare dentro un ospedale, ma qua dovuto metterlo, perché che se un tocco di ospedale che ha importanza storica. E se l'ospedale è vecchio naturalmente, no è cliniche nuove, anche se magari fa più impressione. E se sta fatto nel Settecento, ancora sotto Venezia, e se ne aveva occupato a farlo anche il Memmo Andrea Memmo, e stesso responsabile della sistemazione del Prade Avae. Insomma, alla fine di quel secolo, gli era stato un momento buon per Padova per fare grandi lavori. E questo da essere sta uno di quei che gli ha fatto più colpo, giustamente, sui padovani. E gli era una costruzione semplice, ma così funzionale che ancora adesso, con qualche giustadina, se lo può doparare. L'architetto se sta Domenico Cerato. Vicino all'ospedale, in via Aristide Gabelli, si vede una strana corte con delle case basse da una parte e da st'altra, fatta nel Cinquecento per i poareti. E a se calando, e a meritaria di essere tenuta meglio. Da st'altra parte dell'ospedale, in via San Massimo, si vede ancora il paesetto in dove che abitava il Morgagni. Il Morgagni è stato un grande anatomico del Settecento, conosciuto in tutta Europa. Quando che non poteva vedere mai, e faceva le diagnosi per posta. Non si può dire che guarisse tutti, ma ese sta famose. Padova ha sempre avuto dei grandi medici e, qualche secolo fa, si sta a Padova che si faceva le scoperte più importanti in questo campo, come adesso in America. Così Padova occupa un posto importante nella storia della medicina. Speriamo che sia bravi anche adesso.